Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Mi conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Diciamo che c'è parecchio da dubitare circa l'efficacia di questa realpolitik, però sì, non è mai, queste cose non sono mai andate bene, però di fatto abbiamo a che fare con questo. Io aggiungerei una cosa, però, che è questa, che non bisogna pensare che la Chiesa sia isolata in questa faccenda. Cioè, esiste una antipatia contro Israele, che è un'antipatia contro l'Occidente, contro il nostro modo di vivere, eccetera, è una specie di fascino per le dittature che passa per gran parte dell'elite intellettuale, no? Che passa per gran parte della stampa, eccetera. E su questo si innescano dei ricordi vaghi, antichi di antisemitismo, gli ebrei crudeli, i bambini e tutte queste cose qui. Ma sostanzialmente è vero quello che diceva Giorgio Lamalfa, credo, Spadolini, non sono una citazione un po' incerta, che diceva: la libertà dell'Occidente si combatte per la libertà dell'Occidente si combatte sotto le mura di Gerusalemme, e lo diceva negli anni 60. Allora è vero che questo piccolo Stato, che ha 10 milioni di persone e che ha intorno a 500 milioni di arabi, che ha realizzato innovazioni economiche, tecnologiche, eccetera, straordinarie, è vero che è una specie di bandiera della libertà di pensiero, della libertà di vita, in qualche modo dell'Occidente, ed è vero che per questo è odiato. No, questa è e quindi una serie di cose che accadono all'ONU, alle corti di giustizia, di cose che si vedono sui giornali, nelle università soprattutto, non ha a che fare semplicemente con l'antisemitismo, ma ha a che fare con l'odio per la libertà. E questo anche negli Stati Uniti, E questo anche negli Stati Uniti. Qui c'è una cosa, attenzione, negli Stati Uniti, da parte poi dei luoghi più prestigiosi sul piano culturale, non sono antisemiti i deprecabili, come si chiamava, i disgraziati, come li chiamava i deplorables che hanno eletto Trump, hanno questo vizio. Le grandi università, Harvard, i grandi giornali, New York Times, Washington Post, eccetera, eccetera. Questa è la situazione, e questo secondo me fa pensare malissimo, fa temere moltissimo per il nostro futuro, perché, lo ripeto, non si tratta di Israele. Si tratta del nostro mondo, si tratta della libertà. A me diciamo, mi stupisce sempre questo passaggio qui, il motivo per cui questo passaggio non è chiaro alla maggioranza di noi che siamo nati e cresciuti in questo mondo, che dovremmo difenderne i presupposti e le fondamenta, no? Per me è una identificazione automatica questa. Cos'è che osta, professore? Ma ti faccio una domanda proprio da ingenuo, da candido. Cosa osta al riconoscimento di questa verità che per me è cristallina, elementare, basilare? Si tratta di autodifendersi a un certo punto, no? Sì. C'è una cosa che negli anni... In questo senso... 30, no, scusami, prego. Negli anni 30 c'era un intellettuale francese che ha scritto un libro che si chiamava La trahison des clercs, il tradimento dei chierici. No, il tradimento degli intellettuali, in qualche modo. Allora, bisogna dire, gli intellettuali, i grandi docenti, eccetera, sono stati fascisti, comunisti, nazisti, di tutto, cioè, si può fare l'elenco, islamisti, e pochissimi di loro hanno avuto il buon senso elementare di dire: io sto nel posto che mi lascia lavorare, stare libero, pensare, avere la mia vita affettiva come mi pare, eccetera. Quando questo terribile personaggio che è Khomeini andò al potere, lo fece grazie all'appoggio della Francia, ma anche ci fu un appoggio entusiasta degli intellettuali
Foucault, eccetera, eccetera. E devo dire, parlo di me stesso, quando io ero ragazzo, quindi avevo 20 anni, e c'erano le guardie rosse in Cina che distruggevano tutti i beni culturali, che prendevano tutti quelli che avevano un po' di che facevano un lavoro intellettuale, eccetera, li mandavano a rieducarsi, come dicevano loro, eccetera, che fecero danni e morti incredibili, eccetera. Noi ragazzi eravamo, e io ero del numero, lo ammetto, eravamo educati a vedere che la Cina è vicina, come Sì. diceva il film di Bellocchio, che quello era il futuro radioso, e che quindi c'è una specie di vertigine della libertà, una specie di vertigine della normalità, dello stare bene, eccetera, è una fascinazione per Stalin, per Hitler, per Pol Pot, per Khomeini, per Mao, eccetera, che ancora regge. Basta vedere, cioè, le femministe che vanno in giro a dire il patriarcato, eccetera, e non, parlando dell'Italia, dove diciamo tante cose succedono, ma patriarcato ce n'è pochino, e non riconoscono la lotta eroica delle donne iraniane e delle donne afghane, eccetera. Non gli importa niente, no, perché quello lì è un luogo davvero patriarcale, autoritario, eccetera, eccetera, e ne subiscono il fascino. Sì, è chiaro a questo punto. Professore, se posso rubarti ancora qualche minuto, io vorrei toccare un altro paio di punti. Uno ha a che fare anche con quello che hai scritto nell'articolo che citavo all'inizio, nell'articolo sulla Stampa, e torniamo su un piano ancora un pochino più empirico, proprio nel senso pragmatico. Però ci sono un paio di affermazioni che vorrei sottoporre al tuo giudizio. La prima, quella che scrivi tu: un modo per fermare i combattimenti e le morti a Gaza ci sarebbe, c'è anzi, e basterebbe che i terroristi restituissero le persone che hanno rapito, che è una cosa molto semplice, diciamo, no? Consegnassero le armi, si arrendessero. Questo Israele l'ho detto più volte, ci sarebbe una via d'uscita per chi facesse questo. Di recente Netanyahu ha promesso 5 milioni di dollari a chi consegna un ostaggio. E questo non ce n'è stato uno. Non ce n'è stato uno, e questo è un punto, no? E tu scrivi: se si continua quindi a morire a Gaza, la responsabilità è di Hamas e dell'Iran, che hanno sostanzialmente in ostaggio la popolazione, anche la totalità della popolazione. Sì, vale la pena di aggiungere una cosa su questo, sì, scusami, perché prego. Testuale, Haniyeh, che è il capo di Hamas, che è stato ucciso poi a Teheran, eccetera, ha fatto una solenne dichiarazione che si trova molto facilmente su YouTube, cioè si vede proprio, lui dice: noi lottiamo, e la nostra forza è il fatto di avere delle donne, degli anziani, dei bambini che muoiono. Noi vogliamo che le nostre donne, anziani, bambini muoiono, perché quella è la nostra forza. Noi amiamo la morte e loro amano la vita, e per questo noi siamo più forti. Questo è quello che dicono loro, cioè questa non sono idee, diciamo, che gli vengono attribuite dai cattivi occidentali israeliani, sono loro che dicono: per noi è importante che muoiano. E in tutto questo io trovo, diciamo, più franchezza e più chiarezza che non in tanti commentatori nostrani, diciamo così. Sì, È più evidente la cosa, è chiaro. Ma nazismo anche. Cioè. Appunto, è evidente però chiaro. Allora, un modo per fermare i combattimenti ci sarebbe, però poi leggo per esempio recentemente un'intervista sempre sulla Stampa di Ehud Olmert, l'ex premier israeliano, il quale dice: in realtà no, il modo per finire la guerra ci sarebbe solo se Israele volesse, perché è Israele che non vuole porre fine alla guerra. Dopo più di un anno non si è vicini alla fine della guerra perché Israele non vuole continuare la guerra indefinitamente, e con ciò, diciamo, mette nel mirino Olmert sostanzialmente Netanyahu. È lui che non capisco, le cui ragioni non capisco, e se le capissi non sarei d'accordo. Trovo un'affermazione simile anche fatta da Anna Foa, sempre sulla Stampa, perché la Stampa ha dato l'anticipazione della frase del Papa, poi ha seguito una serie di interviste e commenti, ha aperto un dibattito. Anna Foa scrive a sua volta, dice, anzi intervistata: penso che questa sia una guerra di Israele
contro il popolo palestinese e non solo contro Hamas. E Foa dice anche bene il Papa che sdogana il dibattito sul termine genocidio. E con ciò torniamo al punto da cui siamo partiti. Io amo molto Israele, il popolo ebraico, anche perché sono dei luoghi democratici in cui anche le opinioni più contrarie e estreme sono possibili, no? Allora, Olmert è uno che ha fatto il primo ministro, eletto da destra e passato a sinistra, e poi si è dovuto dimettere da primo ministro per un processo grave di corruzione in cui è stato condannato e è andato in galera. L'ha sostituito con regolari elezioni Netanyahu. Lui ha un odio personale per Netanyahu, è uscito dalla prigione, è uno di quelli che ha fatto la campagna sempre contro Netanyahu. Questa dichiarazione è un pezzettino di questa campagna che lui continua a fare. Non ha nessun ascolto in Israele in realtà, perché non ha potere politico, non ha preso una leadership di partito, viene molto ascoltato dai giornali occidentali che amano molto chiunque parli male di Netanyahu, può farlo eccetera. Dice una cosa insensata, nel senso che Israele ha pagato un prezzo altissimo a questa guerra. No? Dopo il 7 ottobre, dove sono successe delle cose che Israele naturalmente non voleva e non ha saputo contrastare, ma dopo nella guerra sono morte 1 migliaio di ragazzi, continuano a morire, ci sono decine di migliaia di feriti, ci sono sfollati dal nord e dal sud, c'è un'economia che va avanti ma che fa molta fatica. Figuriamoci perché Israele dovrebbe desiderare continuare la guerra. E non è Netanyahu, perché sulla condotta della guerra continuano ad esserci dei voti parlamentari, e in particolare sugli obiettivi di Gaza si è espresso il Parlamento sono 120 i membri del Parlamento israeliano, di cui una dozzina di arabi, si è espresso una maggioranza di 98 su 120, diciamo una maggioranza amplissima. Quindi Israele è costretto a continuare questa guerra fino a quando non ottiene la garanzia che essa non si debba ripetere fra un paio d'anni di nuovo, cioè la garanzia che non ci saranno più missili armati contro Israele, non ci saranno più tunnel che cercano di entrare, non ci saranno più irruzioni che distruggono, violentano, uccidono, eccetera, eccetera, e quindi Israele deve andare avanti fino a quando avrà distrutto, finito di distruggere Hamas, che è largamente depotenziato, sarà riuscito a eliminare i 100.000 missili che ha Hezbollah, e questi sono i 2 poli attivi. Ma poi c'è un altro problema, che è un problema che di nuovo riguarda non solo Israele, ma tutto il Medio Oriente e tutta l'Europa, ed è l'armamento atomico dell'Iran. No, l'Iran sta essendo governato da fanatici anti-israeliani, ma anche anti-occidentali, sta raggiungendo, con l'aiuto della Russia, un armamento atomico a già i razzi che possono arrivare su mezza Europa, su tutta l'Italia, e è perfettamente disposto a usare queste cose. Quindi il problema è, per finire la guerra, è quello di tagliare le unghie al regime iraniano, fra l'altro possibilmente liberando il popolo iraniano, che sta soffrendo una dittatura terribile. Quindi questo è l'obiettivo della guerra. Finire prima vuol dire non finire, vuol dire finire una tappa e ricominciare quando loro decideranno che gli conviene ricominciare. Ecco, tu facevi prima riferimento proprio all'Iran come l'epicentro di un progetto molto vasto, no? Di un progetto articolato. La testa, diciamo. Sì. Di questo, sì. Ecco, il 7 ottobre è in linea diretta con questo progetto, con questa finalità, diciamo. E quindi è l'innesco, secondo te, di una guerra più ampia,
È stato un tentativo strategicamente, diciamo, corretto o tatticamente sbagliato? Allora, l'Iran ha un progetto che lo riguarda e poi ha un grande progetto islamista. Il progetto che lo riguarda è stabilire un impero persiano, iraniano, su tutto il Medio Oriente. L'Iran in questo momento sta armando, finanziando da molti anni i ribelli dello Yemen, che stanno a 2000 chilometri da lui, in fondo alla penisola arabica, sta armando e finanziando Hezbollah, che sta in Libano, sta armando e finanziando gli sciiti iracheni, Hamas, eccetera. È un grande progetto imperialistico su cui hanno investito tutto. Infatti la popolazione è povera di un paese molto, molto ricco. Israele è il primo obiettivo di questa cosa, sia perché è l'altra potenza forte del Medio Oriente, sia perché sul piano simbolico le masse arabe possono diciamo, identificarsi nell'impresa della distruzione di uno stato non arabo che sta in quella direzione, non musulmano che sta in quella cosa. Quindi c'è un grande piano. Il grande stratega di questa cosa si chiamava Soleimani, era il generale che è stato ucciso 4 anni fa dagli americani. Sì. E sono stati rivelati parte della corrispondenza che c'è stata fra la leadership di Hamas e l'Iran peraltro a destra finanzia, arma, ed è chiaro che quello che è successo il 7 ottobre è partito con il consenso Iran, cioè quindi diciamo questa operazione è anche un'operazione anti-sunnita e quindi anti-accordi di Abramo, mettiamola così. Assolutamente, anti-accordi di Abramo, l'accordo di Abramo certo. Sono quelli che in qualche modo normalizzano il rapporto fra Israele e i paesi arabi. Il problema è che sono anti-sunniti, nel senso che lo scopo dell'Iran è rovesciare. Allora, andiamo un attimo solo indietro. No? Subito dopo la morte di Maometto, stiamo parlando del VIII secolo, l'Islam si divide in due parti, no? Perché il problema è nominare i successori di Maometto. Allora, una parte è la parte che viene detta oggi sciita, e una parte è la parte che è dominante, che viene detta sunnita, che è quella che dà luogo poi a le dinastie di Damasco, eccetera. L'Iran rappresenta gli sciiti, che sono circa il 10% del mondo islamico, e che si sentono ingiustamente cacciati perché sono i parenti di Maometto. Cioè, mentre i sunniti fecero passare il califfato, cioè la successione, a degli altri leader islamici, gli sciiti volevano farlo passare ad Ali, che era il cognato di Maometto. E quindi loro si sentono espropriati, fanno lutto ancora e si feriscono in queste cerimonie per la battaglia in cui persero a Karbala in Iraq, e quindi il loro obiettivo è quello di riprendere il potere su tutto il mondo islamico, arrivare alla Mecca. Quindi Gerusalemme per loro è un passo per la Mecca, no? E poi la Mecca è un passo per tutto il mondo. Questo è il grande disegno. Quindi da questo punto di vista il vero nemico, e questo lo sanno, sono i sauditi, sì. E quindi i sauditi in qualche modo sono oggettivamente alleati di Israele in questo momento. Ecco, questo era necessario precisarlo, no? Perché così si capisce bene anche quali sono gli attori e le loro finalità in campo. C'è un altro aspetto che volevo toccare nella conversazione con te, professore, che riguarda, citavo prima, Anna Foa, perché Anna Foa parla anche di genocidio, appunto, in termini di atto da indagare.
Chi lo dovrebbe indagare è la Corte Penale Internazionale. Corte Penale Internazionale che ha appena spiccato il mandato di cattura nei confronti del premier israeliano. Per la prima volta un paese, diciamo così, occidentale è stato messo nel mirino. Allora, che credibilità può avere la Corte Penale Internazionale ai fini di un'eventuale indagine sul genocidio? Ma, diciamo questo, la Corte Penale Internazionale non è fatta da giudici ma da rappresentanti politici. L'attuale presidente della Corte Penale Internazionale è un libanese che è stato rappresentante del Libano all'ONU e che ha regolarmente votato, parlato, eccetera, eccetera, politicamente contro Israele. La Corte Penale Internazionale primo non ha competenza su Israele, nel senso che Israele non ha, come gli Stati Uniti, come peraltro anche la Russia e la Cina, non ha aderito al Trattato di Roma che istituiva la Corte Penale Internazionale e ha scelto di occuparsi di questa cosa dicendo che i reati erano avvenuti a Gaza e quindi in Palestina, nello Stato di Palestina, che poi diciamo che non è tanto sicuro che esista, e quindi per questo potevano incriminare il primo ministro e il ministro di difesa israeliano. Però questa è un'interpretazione che è stata contestata da Gran Bretagna, Germania, eccetera, eccetera, perché è un'interpretazione assolutamente estensiva dei poteri della Corte. La Corte, non c'è stata nessuna indagine della Corte, nel senso che non c'è stato, loro non sono mai entrati a Gaza, non sono mai entrati in Israele, hanno lavorato su rapporti più o meno giornalistici, non hanno assolutamente nessuna credibilità dal punto di vista diciamo giuridico. Si tratta di un'operazione politica che è stata fatta da una maggioranza politica eletta dai paesi che aderiscono al Trattato di Roma, che sono per lo più paesi del terzo mondo, dittatoriali, eccetera, eccetera. Bisogna notare anche che le accuse per cui hanno spiccato il mandato di cattura contro Netanyahu non sono le accuse di genocidio. Non tutti hanno capito, all'Aia ci sono due corti, c'è la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia, che hanno due competenze diverse. La Corte Internazionale di Giustizia è un organo dell'ONU dove si svolge una causa, diciamo, intentata dal Sudafrica a Israele sul tema del genocidio, che è attualmente sospesa perché il Sudafrica deve dare ancora le prove di quel che dice. La Corte Penale Internazionale non è un organo dell'ONU, è un organo del cosiddetto Trattato di Roma ed è quella che ha intentato, che ha il mandato di cattura per Netanyahu e per Gallant, sulla base dell'accusa di avere affamato il popolo di Gaza. Ora, Israele ha fatto entrare 1 milione di tonnellate di beni alimentari, sì, a Gaza. Cioè, però, uso della fame come arma di guerra, ostacolo all'assistenza umanitaria, attacchi intenzionali contro i civili, sì, che sono tutte cose, diciamo, che non sono accadute. Che non sono accadute. Però la cosa da capire è che si tratta di organi politici. Politici, certo. Sì, e che non siamo neanche in uno di quei numerosi casi, come quelli che succedono in Italia e anche in Israele, di corti vere, di giudici veri che esagerano il loro potere e per esempio decidono che non va bene, non so, l'Albania, oppure che si tratta di organi direttamente politici, i cui rappresentanti sono nominati da governi e spesso non persone di giudici, ma di politici a loro volta.
Ecco, due cose volevo ancora toccare prima di salutarci, e ringraziandoti per tutto il tempo che ci stai dedicando. Poi ti lascio anche in conclusione di aggiungere qualcosa, se ritieni che si debba concludere in qualche modo con qualche altra osservazione della nostra conversazione. Ma a me ci sono due cose che mi hanno molto colpito. La prima sono i fatti di Amsterdam, la partita di calcio Ajax-Maccabi Tel Aviv, dove mi pare di aver assistito. Non ci sono state vittime e atrocità, diciamo, come quelle commesse il 7 di ottobre del 23, però la modalità, diciamo, riprendere coi filmati, diffondere sui social, rivendicare queste azioni, diciamo, mi è sembrata molto simile, no? Anche là erano state fatte delle riprese da parte di esponenti di Hamas, proprio finalizzate alla massima diffusione, sui social e non solo. E comunque caratterizzate anche ad Amsterdam da una ben precisa parola d'ordine, la caccia all'ebreo, in poche parole. L'altra cosa che mi colpisce molto, che mi sembra come spararmi in una gamba, per carità, in democrazia è lecito anche spararsi in una propria gamba, però a Milano tutti i sabati ci sono manifestazioni pro-Pal che sono caratterizzate da questo anti-sionismo barra anti-ebraismo di cui abbiamo parlato oggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo, chiaramente direttamente al frantoio 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre regala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ecco, due cose volevo ancora toccare prima di salutarci, e ringraziandoti per tutto il tempo che ci stai dedicando. Poi ti lascio anche in conclusione di aggiungere qualcosa, se ritieni che si debba concludere in qualche modo con qualche altra osservazione della nostra conversazione. Ma a me ci sono due cose che mi hanno molto colpito. La prima sono i fatti di Amsterdam, la partita di calcio Ajax-Maccabi Tel Aviv, dove mi pare di aver assistito. Non ci sono state vittime e atrocità, diciamo, come quelle commesse il 7 di ottobre del 23, però la modalità, diciamo, riprendere coi filmati, diffondere sui social, rivendicare queste azioni, diciamo, mi è sembrata molto simile, no? Anche là erano state fatte delle riprese da parte di esponenti di Hamas, proprio finalizzate alla massima diffusione, sui social e non solo. E comunque caratterizzate anche ad Amsterdam da una ben precisa parola d'ordine, la caccia all'ebreo, in poche parole. L'altra cosa che mi colpisce molto, che mi sembra come spararmi in una gamba, per carità, in democrazia è lecito anche spararsi in una propria gamba, però a Milano tutti i sabati ci sono manifestazioni pro-Pal che sono caratterizzate da questo anti-sionismo barra anti-ebraismo di cui abbiamo parlato oggi. A me sembrano come spararmi in una gamba nella mia città. Tutte le manifestazioni sono ammissibili, per carità, però c'è questa cosa che ogni sabato la città in parte viene bloccata perché bisogna esprimere la propria ostilità nei confronti di Israele. La democrazia è una cosa bella, però non so che impressione ti fanno a te queste manifestazioni, te lo volevo chiedere. La prima cosa da dire è che tu l'hai fatto passare un po' sottovoce, ma c'è un accostamento nell'odio di Israele e ebrei.
Allora, io sono un ebreo molto pro-israeliano, che crede che Israele sia il luogo in cui si è realizzato un sogno storico del popolo ebraico, e che pensa che sia anche un luogo importantissimo però loro non ce l'hanno con gli israeliani. Per esempio, non ce l'hanno con gli israeliani arabi. Ad Amsterdam è successa una cosa molto, molto strana, molto bella, nel senso che c'era coi tifosi della squadra israeliana c'era un druso. I drusi sono etnicamente arabi, con una strana religione, diciamo, di mistero, eccetera, per cui sono molto indipendenti e hanno posizioni politiche diverse nei diversi stati. Quelli israeliani vanno all'esercito, eccetera, eccetera. E questo druso ha salvato una serie di tifosi italiani dal pogrom, perché, inseguito da questi teppisti, si è messo a parlare in arabo. Allora, il fatto che lui parlasse in arabo, cioè che fosse apparisse etnicamente arabo, l'ha tolto dal mirino, anche questi altri che stavano con lui. Allora, il problema è che c'è un odio non solo o non necessariamente politico contro lo Stato di Israele, contro l'ebreo. C'è un odio contro l'ebreo. Questa cosa qui è quello che mi ha colpito, capisci? Sì, infatti, in una città come Amsterdam. Hai detto velocemente, io volevo rimarcare. Questa è qualche cosa che noi pensavamo di non vedere mai più. No, e poi tra l'altro c'è l'aspetto, io non so quanto, ma a me ha colpito anche che questo tipo di odio contro l'ebreo, perché era una caccia all'ebreo quella, per le strade di Amsterdam, sia stata poi ripresa con la finalità di diffondere, cioè non mi nascondo più, ma voglio anzi diffondere al massimo grado questa cosa, perché so di avere un ambiente favorevole intorno, forse. E questo, infatti, e questo è quello che succede anche nelle manifestazioni a Milano e nel resto d'Europa. Allora, da questo punto di vista, dico una cosa molto, molto personale. Io non facevo fatica a capire cosa fosse successo a mio nonno nel 38-39, no? Quando mio padre fu buttato fuori da scuola perché è ebreo, e mio nonno fu buttato fuori dal lavoro, eccetera, eccetera. Mi sembravano delle cose come dire, difficili anche da spiegare, anche da dire, eccetera. Adesso incomincio a capirle, cioè incomincio a capire che c'è una continuità. Poi questa continuità in realtà in Italia, probabilmente anche in Olanda e in Europa, riguarda sostanzialmente due categorie e mezza. Una categoria sono gli immigrati dai paesi musulmani, molto più qui che nei loro paesi. Non ci sono manifestazioni del genere in Arabia, in Egitto, in Giordania. In Giordania forse sì, ma insomma non negli Emirati e così via. E questa è una categoria. La seconda categoria è un gruppo, sono i gruppi di ultrasinistra che spesso appartengono a come si riferiscono a quel motto dei polli che amano molto i negozi dove si scannano i polli, no? E che quindi sono femministe, LGBT e tutte queste cose qui, e che però pensano che devono essere progressisti, e quindi sono molto anti-Israele e anti-ebrei, ma insomma un'estrema sinistra che ha tradito completamente anche parte delle sue origini per diventare francamente antisemita, e poi in mezzo sono alcuni veramente estremisti di destra che ci sono anche loro. In realtà la gente per fortuna non ci sta, cioè questa è la cosa per me è fondamentale. E però uno sente, probabilmente anche nel 38, alla maggior parte delle persone non importava granché, certo. No? Erano proprio quelli molto, molto ideologici. E quindi l'impressione che ho io è che questi siano segnali seri di allarme, perché poi si incomincia così e chissà dove si finisce. Cioè, questa è una cosa che
che a me preoccupa moltissimo, su cui bisogna stare estremamente attenti, perché si comincia a fare i volantini, si cominciano a... infatti mi ha colpito quello che tu hai detto poco fa, no? Ho capito adesso nel 2024 perché nel 1938 mio padre e mio nonno sono stati cacciati dalla scuola in quanto ebrei. No? Perché? Come e perché? Appunto, Sì, sì. e questa cosa qui mi impressiona, perché vuol dire che in fondo allora gli anticorpi nostri da questo punto di vista sono molto deboli. Sono assolutamente deboli, anche perché ci sono alcuni temi. Per esempio, un tema propagandistico che ricorre nelle cose su Gaza è Israele ha ammazzato un sacco di bambini. Allora, questa cosa che è assurda, perché un esercito punta ai combattenti, no? Se non sono pazzi, è importante eliminare quelli che ti possono sparare, non eliminare i bambini che giocano e tanto non contano niente. Questo in parte deriva dal fatto che loro nelle statistiche dicono bambini per tutti quelli che hanno meno di 18 anni, e molti sono combattenti già a 15 e 16, ma deriva in qualche modo dall'attualizzazione di un mito medievale che nasce dalla Chiesa, che è il mito, la cosiddetta calunnia del sangue, cioè gli ebrei a Pasqua prendono un bambino, lo torturano, gli tolgono il sangue, è un bambino perché è innocente, come hanno fatto con Gesù, che in realtà l'hanno fatto i romani, non gli ebrei, ma non importa, e usano il suo sangue per impastare il pane azimo. Il pane azimo è solo farina e acqua, non ci deve essere nient'altro, anche se c'è un pizzico di sale non va bene, figuriamoci il sangue, che comunque è proibito, anche il sangue animale è proibito dalle leggi ebraiche, non importa, tutte falsità gigantesche, ma l'idea che è corsa per dei secoli e che è stata molto diffusa anche in Italia, ci sono stati casi di Trento, di Marostica, eccetera, eccetera, in cui intere comunità sono state sterminate per l'accusa di aver ucciso un bambino. Questa cosa torna fuori oggi su Gaza. Gli ebrei sono quelli crudeli che ammazzano i bambini. Quindi è come se ci fosse una ondata storica secolare, millenaria quasi, che ritorna fuori e che si fonde con interessi politici precisi. E francamente certe volte l'idea di avere di fronte questo ti terrorizza, non per me, io sono vecchio, ma ho figli e nipoti. Però questo vuol dire che queste cose qui però trovano il loro terreno, che può essere più o meno ampio, però c'è ancora. Così come c'è gente che crede ancora ai protocolli dei Savi di Sion, no? Sì, beh, questa che sono, vale la pena dirlo, che sono un falso confezionato dalla polizia segreta russa zarista all'inizio del Novecento. Io consiglio a tutti di comprarli e di leggerli, perché sono così insensati e folli e noiosi. Cioè, sono dei discorsi che farebbe un leader di questo gruppo di anziani ebraici su come conquistare il mondo e come che tipo di cosa fare dell'economia, delle cose, eccetera, eccetera. E sono assolutamente insensati, cioè uno li legge e non sa bene se sospirare di noia o ridere per la sciocchezza. E però sono stati creduti da tanti, a partire da Hitler, e sono largamente diffusi nel mondo islamico. Ultima cosa, professore, una più politica. Trump, secondo te, cambierà gli scenari con questa sua seconda presidenza, anche dal punto di vista delle questioni di cui abbiamo parlato adesso? Seconda, c'è in questo quadro che ci hai descritto, di cui abbiamo parlato, c'è un punto di riferimento, secondo te, per non perdere la Trebisonda, per non farsi travolgere e per rafforzare gli anticorpi? Allora, Trump cambierà, secondo me, poi può essere più o meno simpatico, non è diciamo il tipo di persona facile, però la politica americana, nel caso di Israele, come nel caso dell'Ucraina, è stato questo: noi vogliamo impedire che vi distruggano, ma non vogliamo farvi vincere, no?
voi dovete, no, se loro vi tirano i razzi, noi stiamo lì che vi difendiamo, vi diamo un po' di armi, ma poche, e soprattutto non dovete vincere, non dovete travolgere quegli altri. No? Questa è la linea politica che gli Stati Uniti hanno seguito nelle guerre degli ultimi 50 anni, non ne hanno vinta una a partire dal Vietnam, perché l'idea è non bisogna fare troppo male agli avversari, no? Perché poi si arrabbiano. Allora l'idea è che si sono già arrabbiati e che il modo per finire le guerre è vincerle, e cioè farli abbastanza male perché la smettano. Cioè questo è quello che è successo nella seconda guerra mondiale, eccetera, no? Trump secondo me non fa parte di questa linea buonista del sì ma no, non lo so. Per esempio gli Stati Uniti dicono che non vogliono che l'Iran abbia la bomba atomica, però impediscono a Israele di bombardare gli impianti atomici iraniani, perché potrebbero arrabbiarsi, no? Potrebbe essere una cosa che viola. Bisogna trovare una soluzione diplomatica che poi non funziona. Quindi Trump non è fatto di questa sostanza qui. E lui è imprevedibile per definizione, si vuole imprevedibile, quindi non si sa cosa farà, però l'impressione è che comunque alcune cose vengano risolte, cioè bisogna tagliare a un certo punto i nodi. E questa è quindi il periodo molto pericoloso. Sono questi 2 mesi che mancano alla presa del potere perché, per esempio, quando c'è stata l'amministrazione Obama, avendo perso Obama, lui durante questi 2 mesi ha fatto una serie di cose per cercare di legare le mani al suo successore, compreso approvare delle risoluzioni all'ONU che non aveva il coraggio di approvare prima, quando ancora era sottoposto all'elettorato. Quindi bisogna guardare con molta attenzione questo periodo. Credo che Israele lo sta facendo. Si parla di una possibile tregua in Libano, cioè c'è in atto evidentemente questo ricatto: sì, vi appoggiamo, non vogliamo che loro vi distruggano, però voi non dovete neanche distruggere loro, e questo è il punto. Quindi io aspetto con molta ansia che finalmente entri al potere la nuova amministrazione. Quanto ai punti di riferimento, bisogna capire di che cosa stiamo parlando. Nel specifico di quello che stiamo parlando, io sono uno che crede che Netanyahu sia un grande politico, sia un grande leader, che è estremamente lucido. Quelli che dicevano che lui stava al potere per evitare i suoi guai giudiziari. Forse hanno visto che lui sta andando in guai giudiziari molto più gravi, no? E quindi che era una sciocchezza. Si tratta di una persona che ha un carattere difficile, ma che sa prendere decisioni e che ha estrema lucidità sul contesto. Quindi io credo che se c'è qualcuno che può concludere la guerra, trovare una soluzione, è lui, anche perché la soluzione si è già delineata nel rapporto fra Trump e Netanyahu, e sono i patti di Abramo. Cioè è possibile una pace del Medio Oriente in cui si uniscono le forze che hanno voglia di lavorare, di produrre innovazione, di creare commercio, industrie, cose del genere, e non questo è un pericolo mortale per quell'asse sciita iraniano di cui parlavamo prima. Infatti. E quindi mi rendo conto che spesso si dice no, io non sono contro gli ebrei, ma sono contro Israele, ma poi non sono neanche contro Israele, sono contro il governo israeliano, poi non sono neanche contro il governo, ma sono contro Netanyahu. Netanyahu è Israele in questo momento, e io credo che Netanyahu sia la persona che è in grado di vincere la guerra e quindi di fare la pace. Allora, io ti ringrazio, professore, grazie davvero per questa lunga conversazione. Abbiamo conversato con Ugo Volli. Grazie e a presto. A presto, grazie a te e grazie alla radio. Avete